I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro nell'ultimo periodo, anche a seguito di alcuni episodi delittuosi nella zona della Marina, hanno deciso di potenziare il dispositivo di controllo del territorio. E da qualche tempo infatti in ausilio anche la compagnia di intervento operativo con le squadre di intervento operativo del 14° Battaglione Calabria, che concorrono a rendere più aderente il dispositivo di controllo e a prestare ausilio ai militari dell'arma locale con maggiori perquisizioni, maggiori sanzioni amministrative e un numero maggiore di controlli. In questo ambito si inserisce il controllo dell'edificio nella zona della Marina del 7 ottobre, che ha comportato 5 perquisizioni domiciliari, e in un appartamento di una coppia di anziani di 70 e 66 anni, dietro un mobile del soggiorno, sono stati rinvenuti 6 borsoni con un quantitativo di 1,5 milioni di euro. Non ci sono state ovviamente ragioni plausibili comunicate da parte degli anziani ai militari circa l'origine dell'ingente somma di denaro, ma sono in corso approfondimenti al fine di rintracciarne l'origine e di correlarla a eventuali episodi delittuosi. Le 2 persone sono state deferite per il reato di riciclaggio.